La Gallia all'epoca di Giulio Cesare era divisa in tre parti: a sud l'Aquitania, nel centro la Gallia Celtica e a nord la Gallia Belgica, abitata da tribù molto bellicose e combattive. Queste ultime nel 57 a.C. costituirono una lega per contrastare il crescente espansionismo romano, ad esclusione dei Remi che invece chiesero l'alleanza a Roma. Cesare, informato della situazione, arruolò altre 2 legioni e si mosse verso la Gallia Belgica, con un totale di 8 legioni e le truppe fornite dagli alleati Edui e Remi. Il piano di Cesare era semplice: gli alleati galli avrebbero invaso le terre dei Bellovaci, incrinando la coesione della coalizione, che Cesare avrebbe cercato di sbaragliare in una grande battaglia campale. I Belgi, per rappresaglia verso i Remi, ne stavano assediando il principale insediamento fortificato, di nome Bibrax, quando giunse Cesare, che inviò truppe in sostegno alla città. L'assedio fu rotto e i 2 eserciti posero gli accampamenti su 2 alture separate da una palude. I Belgi attesero invano che Cesare avanzasse verso di loro per attaccare le legioni, quando erano intente ad attraversare la palude. Ma Cesare non concesse questo vantaggio al nemico ed ormai, a corto di viveri, i Belgi si ritirarono. Fu durante la ritirata che Cesare ne fece strage. Al massacro seguì l'assoggettamento delle varie tribù belgiche, tranne quelle dei Nervi, che Cesare decise di sottomettere marciando con l'esercito al completo nel loro territorio. L'esercito romano marciava con le legioni veterane in testa e le 2 nuove legioni nella retroguardia, quando fu disposto di accamparsi su di una collina sul fiume Sabis. Nascosto dalla fitta vegetazione delle foreste circostanti, l'esercito dei Nervi era schierato sul pendio della collina opposta a quella in cui i romani stavano costruendo l'accampamento. L'esercito di Cesare contava 8 legioni, a cui si aggiungevano truppe ausiliarie per un totale di 40.000 uomini. Va detto che le ultime 2 legioni reclutate non parteciperanno alla battaglia poiché assenti al momento dello scontro. I Nervi disponevano di circa 80.000 soldati, comandati da Bodo Ognato. I Nervi attaccarono i Romani nel momento più delicato, mentre questi stavano costruendo l'accampamento. I guerrieri Celti percorsero di corsa la distanza che li separava dai legionari, cogliendoli impreparati. Tutto sommato le legioni riuscirono ad organizzare una difesa efficace e sul lato sinistro romano la 10ª e la 9ª riuscirono a respingere i Nervi al di là del fiume. La situazione più critica era però alla destra dello schieramento romano, dove le legioni 7ª e 12ª stavano soccombendo all'attacco del corpo principale dell'esercito avversario. Questo fu il momento più delicato dello scontro, quando cioè l'ala romana era sul punto di collassare. In particolare la 12ª legione stava subendo molte perdite anche fra gli ufficiali e aveva perso coesione ed organizzazione. Cesare si mosse verso quest'ultima legione personalmente e alzò il morale dei soldati spronandoli a continuare a combattere, mentre la 10ª legione, una volta respinti i propri avversari oltre il fiume, operò una manovra di aggiramento attaccando l'ala sinistra dei Nervi, che si ritrovarono circondati e furono massacrati. Cesare lasciò sul campo 2.500 legionari, mentre i Nervi persero 60.000 guerrieri. Nonostante Cesare avesse rischiato una clamorosa disfatta, la Gallia Belgica era ora sotto il dominio romano.